Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, allora ti chiedo subito, mi sentite e mi vedete? Sì, vedete la condivisione schermo? Sì, tutto bene, grazie. Perfetto, allora veramente un grandissimo buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora ben ritrovati questa nostra rassegna stampa di oggi, di Radio Libertà, oggi 4 luglio, quindi festa dell'indipendenza americana e naturalmente torneremo a parlare anche di questi rapporti con gli Stati Uniti, rapporti che sono stati burrascosi dopo la lite tra Trump e la Premier Meloni. Insomma, pare che tutto sia superato o comunque che i rapporti siano un po' più distesi. Lo abbiamo visto anche i ministri italiani, il governo che ha partecipato al ricevimento che si è tenuto proprio all'ambasciata americana a Roma, e alle 9 ci raggiungerà poi il nostrissimo, instancabile Matteo De Sio, lui che è proprio conduttore lunedì mattina per il programma di Radio Libertà sugli States, te la ridò io l'America, Matteo De Sio, allora, e con lui si collegherà anche l'europarlamentare leghista Anna Maria Cisint. Con lei oggi affronteremo il tema proprio di questa mafia bengalese, ma anche del contrasto dell'immigrazione sulla rotta balcanica. Naturalmente ci sarà questo consueto spazio nostro di democrazia, uno spazio, abbiamo detto, di democrazia interna, no? Quindi potrete intervenire come le altre volte con i messaggi, quindi oppure anche con le stesse chiamate. Potete chiamarci allo 0292947222, 3 volte 2 finali, oppure potete mandare i vostri messaggi proprio al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659, oppure scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook, quindi delle pagine della radio e della Lega. E potete seguirci quindi non solo da queste pagine, diciamo dalle pagine Facebook della radio e della Lega, ma anche dal sito internet di Radio Libertà, dalle app sempre della nostra radio per i principali sistemi operativi, quindi iOS e Android, dal canale YouTube, naturalmente soprattutto dal canale digitale della Radio DAB. Allora, vedete, io vi ho inquadrato già la prima pagina, qui siamo su Libero, il travaglio di Conte, perché l'altro tema su cui dobbiamo tornare è proprio questa inchiesta sul Covid, sulla gestione Covid da parte di Covid. Ed è veramente scandaloso, no? Che un ex premier si sottragga alle domande, non voglia essere audito, continui tutta questa omertà da parte di chi ha gestito in maniera così veramente un po' oscura, abbastanza opaca. E giustamente si fa notare, vi immaginate se tutto questo fosse accaduto con un premier di centrodestra, quindi con una gestione del genere, con incontri da parte dello stesso Arcuri prima di queste commesse, e di questo se ne occupa, ecco, vedete un'anticipazione sul Parlando Liberamente con Alessandro Gonzato. Conte è artista del cambiamento di idea, sì, lui avvocato del popolo, ma soprattutto grande trasformista, camaleonte. Vedete qui dalla pagina proprio interna, dall'home page nel nostro sito della radio, vedete Giovanni Sallusti, il nostro direttore, oggi parlando proprio, conversando con Alessandro Gonzato in questa intervista, e vi richiamo, vi anticipo questa sua parte, no? Conte rappresenta tutto e il contrario di tutto, basti pensare alla sua parabola politica, un uomo uscito da uno studio d'avvocati e proiettato a Palazzo Chigi, da dove ha governato non privo di spregiudicatezza. Da un certo punto di vista bisogna ammettere che è stato anche ammirevole, perché è stato capace di far fuori Beppe Grillo, di allearsi con la Lega e il giorno dopo di fare il governo con il Partito Democratico. Questo è stato veramente un grandissimo voltafaccia, perché ve lo ricordate come facevano a gara lui e tutti gli altri grillini, grullini che erano lì nel governo ad intestarsi anche meriti di Matteo Salvini di comunque contrastare l'immigrazione e bloccare i porti. Sembrava che fossero loro, no, i principali artefici di questa politica dei porti chiusi, e poi subito dopo addirittura hanno votato per rinviarlo a giudizio proprio per quegli stessi fatti di cui si vantavano con l'elettorato. È stato capace di firmare i decreti sicurezza e di vantarsi, ecco qui, per il calo degli sbarchi e poi a stracciare quegli stessi DL. Era l'uomo prima dell'autonomia e poi non più. L'ex presidente del Consiglio addirittura ha smantellato quella che era la stella polare del movimento, ovvero il limite dei 2 mandati, senza più la figura del garante. Adesso a comandare nel partito sono rimasti lui
e Padre Pio, cui è devoto. A proposito della sua gestione della pandemia, una domanda da porsi è la seguente: come mai Conte è stato inserito fin da subito nella commissione Covid, sapendo che così non avrebbe potuto rispondere alle domande sul coronavirus? Sicuramente non avrà niente da nascondere. Credo che sia però doveroso accertare come sono andati i fatti in quella fase caotica, in cui di certo tutti avrebbero commesso degli errori, ma in cui sicuramente tutti non avrebbero ordinato 1.250 milioni di euro di mascherine che si sono rivelate poi da buttare al macero. E sono anche abbastanza certo che in pochi avrebbero nominato un ministro ossimoro, Roberto Speranza, che passerà alla storia per un libro dal titolo Perché guariremo, che poi ha dovuto ritirare in fretta e in furia dalle librerie prima della seconda ondata, perché in realtà non era guarito nessuno. Speranza è la rappresentazione di quel periodo che è stato. E qui poi, ovviamente poi potrete riascoltarla, rivederla, ma la questione che vi stavo anticipando, vi stavo richiamando è proprio questa. E ovviamente immaginatevi se oggi emergesse che un ex presidente del Consiglio di centrodestra si era incontrato a cena con il capo della struttura Covid, in quel caso Domenico Arcuri. Che cosa sarebbe successo sui giornali, nelle trasmissioni televisive di centrosinistra di fronte alla notizia di tutte quelle commesse da milioni di euro? Giustamente il campo largo avrebbe chiesto da mattina a sera conto delle relazioni di questi due protagonisti. Ma se a essere coinvolto è invece il centrosinistra, come in questa vicenda, allora sembra tutto normale. Se da un lato non c'è nulla di illegale, dall'altro il problema politico in realtà è devastante. Oltretutto Conte non si sarebbe mai dimesso da questa commissione se non avesse fatto prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, che a sua volta non poteva essere audito in base al regolamento. Adesso anche Conte dovrà essere sentito. E allora vedete, i giornali insistono su questo tema, l'editoriale qui di Alessandro Sallusti, vedete poi qui invece Marco Travaglio, no? Qui nella foto centrale di questa prima pagina, quindi dopo le bufale su Minetti e Putin il fatto spara ancora. Per sdebitarsi di un dono da ben 800 euro il governo avrebbe dato 100 milioni a un'azienda amica, ma lo Stato era in causa per errori di Giuseppi. La Meloni ha ottenuto uno sconto di 150 milioni. Qui vedete 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte, il titolo del Fatto Quotidiano. E allora se ne occupa appunto Alessandro Sallusti, direttore di Libero, in questo editoriale. Vedete, probabilmente l'avete già letto, no? Anche da giornale. Anzi, a proposito, altra deviazione, apriamo anche il giornalone per dare già un'occhiata a tutte le prime pagine dei giornali. Vedete, ecco qui, lo riapriamo da questa schermata. Vedete, Corriere della Sera, l'altro grande tema, questi 140 miliardi per Kiev da parte della NATO, il titolone del Corriere della Sera, e il Fatto Quotidiano pure se ne occupa, vedete qui però in maniera polemica. Per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni, 140 miliardi. Qui vedete infatti nella foto centrale qui della prima pagina del Fatto Quotidiano l'alleanza a pezzi, e poi questa immagine qui generata sicuramente con l'intelligenza artificiale di un Zelensky gongolante qui dietro, prima la bandierona della NATO e poi lui che conta tutte queste mazzette. L'alleanza a pezzi, finta unità con nuovi fondi per Zelensky. 60 li mette l'Unione Europea, il resto i soci più grandi, tutti ai piedi di Erdogan per fare affari sulle armi. In intervista poi a Bordeaux Montaigne, il consigliere di Chirac, nel 2006 volevamo un'Ucraina neutrale. Condoleezza Rice ci rise in faccia. E insomma, sulle anche promesse un po' rimangiate da parte di alcune elite occidentali, promesse rimangiate ovviamente nei confronti della Russia, quando si diceva che comunque poi l'espansione della NATO si sarebbe limitata, oppure quando si pensava a un'Ucraina più neutrale. Questo mi ricorda anche quello che poi aveva dichiarato Putin in quell'intervista a Tucker Carlson, che ormai ha già fatto il suo corso, perché sono passati già 2 anni, in cui lui sosteneva: ma sì, ci incontravamo alla fine con i presidenti americani, poi però pezzi delle amministrazioni americane raggiungevamo degli accordi, almeno informali, a parole, insomma, comunque quasi si potrebbero definire gentleman's agreement, e poi però dei pezzi dell'amministrazione dello Stato profondo americano si rimangiavano
certe promesse rinnegavano, sconfessavano quanto comunque raggiunto, no? In queste intese, prime intese verbali con gli stessi inquilini della Casa Bianca. Vedete poi le altre prime pagine dei quotidiani di oggi, la Repubblica, migranti, il 4 luglio del Papa. Questa è un'altra grande questione di oggi, perché vedremo poi tutto lo spazio dedicato a questo tema e quindi si dirà, si obietterà, ma come mai insomma alla fine Papa Prevost riprende questo migrantismo, immigrazionismo che è stato così caro a Bergoglio, proprio la scelta di andare a Lampedusa, vedi dalla prima pagina della Repubblica, la vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli Stati Uniti, nazione plasmata da immigrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori. Tutto vero, ci sono state queste grandi ondate, no, di migrazione da parte degli europei, dell'Europa. Vi ricordate già come sono nate queste colonie, la storia dei padri pellegrini e poi le successive ondate, un paese che sicuramente si è costruito sull'immigrazione, però vorremmo anche far notare, ma che fine hanno fatto però quelli che ci abitavano, che erano lì, gli abitanti, insomma, che vivevano nella loro terra, gli indiani d'America, loro che non avevano una legge sull'immigrazione e che appunto poi sono finiti nelle riserve. E invece per questo giro iniziale, no, delle prime pagine, vedete anche La Stampa, lo stesso tema, sfida del Papa a Trump, e quest'altra grande notizia che immagino avete seguito del maxi furto di fentanyl, allarme anche nel governo, se ne occupa poi anche il Corriere della Sera, spiegando perché comunque non bisogna abbassare la guardia anche su questa nuova droga che circola e effettivamente che già avevamo visto, no, ha rappresentato un grosso problema per gli Stati Uniti, per gli States. E poi vedete il Messaggero proprio su questo, rubate 20.000 dosi di fentanyl, la Procura di Roma che indaga sulla sparizione di 80 fiale dalla cassaforte della farmacia, vertice urgente del governo proprio a Palazzo Chigi. Il reato ipotizzato è quello di omessa custodia esteso ai medicinali. E poi l'editoriale di oggi, 250 anni degli Stati Uniti e il futuro del mondo, di Luca Biotallevi, su questa festa dell'indipendenza. E poi i giornali, vedete, dell'area che insomma riteniamo a noi più vicina, quindi La Verità, la regione simbolo del PD indagata per le alluvioni. Qui vedete poi anche il piano dei Dem, più tasse sull'eredità. Ecco le carte che smentiscono Conte e il suo finto scandalo per i risarcimenti Covid. E insomma, poi anche sul Tempo, ti conosco mascherina, a proposito proprio di questa sceneggiata che sta andando avanti da parte di Conte e dei 5 Stelle, e l'editoriale di Daniele Capezzone, dopo lo leggiamo tutto, no? Vedete il titolo, ha ragione Bignami, hanno la faccia come il Covid. 2 chiassate Movimento 5 Stelle PD per occultare le vergogne della gestione pandemica. Le vergogne, perché cioè vi ricordate poi tutti i passaggi chiave, prima che si voleva negare questa origine cinese, chi diceva ma scusate se tutto sta nascendo dalla Cina, allora vabbè chiudiamo queste rotte aeree, adottiamo degli accorgimenti, erano anche i governatori leghisti che lo dicevano, subito le accuse di razzismo, questi aperitivi antirazzisti che si dovevano tenere con Zingaretti, poi quando si è iniziato a capire che oggettivamente il virus era arrivato in Italia e bisognava anche adottare degli accorgimenti, queste chiusure a volte poi prolungate anche quando sembrava insomma finito tutto, sembrava finita l'emergenza iniziale, il pericolo insomma delle prime settimane e soprattutto poi con un'estensione di DPCM, l'utilizzo di uno strumento normativo di secondo rango, comunque di rango subprimario, no? Quindi nella gerarchia delle fonti giuridiche ovviamente inferiore a quello invece legislativo. E poi tutta una serie di chiusura, di lockdown, la contrazione del PIL, l'abbiamo ripetuto anche poi questa inchiesta ovviamente va avanti, no? Commissione Covid da tempo, l'avevamo ripetuto anche la scorsa rassegna stampa, che poi alla fine tutte queste chiusure, tutto questo lockdown estremo, forse veramente il lockdown più radicale tra i paesi occidentali, eppure il numero di morti è stato così elevato.
Ti conosco mascherina, doppia mediocre sceneggiata a sinistra per coprire lo scandalo delle mascherine. Si inventano una chiassata in vigilanza per tentare di spostare l'attenzione su un'altra commissione, la vigilanza RAI, e sbraitano contro il risarcimento dovuto a un imprenditore che vantava un credito doppio a causa della disastrosa gestione Covid. Si occupino dei ladri anziché ostacolare gli accertamenti. E poi Francesco Finini ha il tempo, carta della disperazione, PD, Movimento 5 Stelle per coprire gli scandali del Covid, il retroscena, come agisce sulla RAI, latrimurti, partiti, sindacati, giornali di sinistra. L'altra grande questione, l'altro argomento appunto di cui ci si deve occupare, ma è vero che effettivamente la RAI sia così telemeloni come vuole farci credere, no? Una parte della sinistra, la sua propaganda. E qui appunto il tempo di Capezzone si incarica oggi di smentire questa vulgata, questa rappresentazione. Ebbene, poi vedete anche per i quotidiani economici, l'Italia Oggi, boom di rateazioni revocate, qui quasi 1 milione di piani di dilazione sono saltati nel 2025 per i mancati pagamenti, più 11,2% rispetto al 2024, ma le richieste di versamenti rateali continuano a crescere. E poi violazione intelligenza artificiale, sanzioni soft per persone fisiche e PMI, piccole e medie imprese italiane, e il diritto al rovescio, vedete, perché Putin ha deciso di invadere l'Ucraina, si chiede, no? In questo appunto diritto al rovescio Italia Oggi. E io invece vi riapro anche, vedete, me lo stavo prima anticipando, anche Libero, eravamo lì sulla prima pagina, ma volevamo finire prima questa parte di anteprima, però anche il giornale, sempre per i quotidiani appunto della famiglia Angelucci, vedete l'editoriale di Tommaso Cerno, i cercatori di alibi, controcorrente, sempre su Conte, il giochetto di Giuseppe Conte per sfuggire alle domande sul Covid è la prova che la sinistra non vuole la verità sulla pandemia. Il caso dei 100 milioni di risarcimento è la grande bugia di chi, usando una legge salva palazzo, tenta di scaricare sul governo un disastro targato centrosinistra. È la prova generale di campagna elettorale che sarà giocata su sgambetti e fake news. Trappola nella quale Giorgia Meloni, attenzione, non deve assolutamente cadere. E poi l'altra notizia, insomma, di queste ore, questi funerali appunto per i vertici del regime iraniano. Qui vedete l'orgoglio, Trump, i 250 anni negli Stati Uniti e il lungo addio alla NATO, e poi invece la rabbia, i resti del regime iraniano sulla bara di Khamenei. Se ne occupa Fausto Biloslavo a pagina 14, tanti si sono anche chiesti, ma c'è poi da verificare che effettivamente poi in quella bara ci sia veramente Khamenei. Risarcimenti ai criminali, la Lega che vuole proibirli, basta risarcimenti per ladri e rapinatori. Ieri la Lega ha presentato un disegno di legge al Senato per far sì che chi commette un furto, una rapina o la violazione di domicilio non possa chiedere il risarcimento per eventuali danni subiti dopo aver commesso quel reato. E qui ci ritorneremo, poi l'approfondiremo questo tema, effettivamente un intervento di buonsenso, poi magari vedremo anche appunto dai vostri messaggi cosa ne pensate, il vostro punto di vista, perché effettivamente è assurdo che poi chi entra per commettere questi reati, che comunque sono anche di violenza sul patrimonio, o comunque con un dolo, come si dice, eventuale di violenza, perché chi entra per rapinare, per comunque dare a compiere dei furti negli appartamenti, quindi a violare il domicilio, si immagina anche che ci potrebbe essere una reazione da parte comunque, no, del proprietario, di chi legittimamente è in quell'abitazione, e quindi accetta anche il rischio, il dolo eventuale di poter compiere poi una violenza ai danni di questi proprietari, di chi è legittimo detentore in quel caso comunque dell'abitazione, eccetera. E perché uno deve anche addirittura risarcire eventualmente, immaginate nel caso appunto di una legittima difesa, per ferite eventualmente inflitte a chi in quel momento sta appunto aggredendo il domicilio e si sta preparando a commettere questi reati. Un'assurdità, eppure abbiamo visto in questi casi, in questi anni, tanti casi purtroppo anche poi con sentenze
anche qui da Mondo al contrario, vabbè, ormai questa è una citazione invecchiata male, comunque sentenze che hanno scandalizzato, no, con condanne poi per chi si è difeso, che è stato aggredito, che ha dovuto risarcire magari i familiari dei ladri. E Vittorio, caccia scusa. poi all'attentatrice ucraina di Monaco, così è fuggita passando dall'Italia. Pier E Vittorio, Natalia, perdonami, dimmi pure. abbiamo una chiamata. Ah, prego, facciamola sentire, anzi scusate che non avevo sentito prima. Prego. La solita signora che la disturba. Buongiorno signor Pier Vittorio, Lisetta. Ciao Lisetta, ma quale disturbo, è un piacere. Come stai? Come va? Allora, Dici io ho pure. chiamato a riguardo del fentanyl, Sì, cioè che, ecco, di tutto il materiale che hanno rubato ieri a un ospedale di Roma, che riguarda soprattutto la droga, dico io. sì. Allora, la droga è un complesso abbastanza grande, ma lo cerco di abbreviare in poche parole. Perché sempre più giovani, signor Pier Vittorio, cercano nelle sostanze, secondo me, ciò che dovrebbero trovare nella vita. Mettiamoci un bel punto di domanda. Per questo, secondo me, la prevenzione non può ridursi a una campagna informativa o a un intervento quando il problema è già esploso. La prevenzione è educazione, secondo me, è costruzione della persona e allenamento alla libertà. La domanda allora non è se proibire o liberalizzare. La domanda è se abbiamo ancora il coraggio, signor Pier Vittorio, di educare un ragazzo che scopre il valore della propria vita, difficilmente cercherà la felicità in una sostanza. E una società che smette di educare non produce cittadini più liberi, produce persone più fragili. Forse la vera sfida culturale è tornare a credere, secondo me, che prevenire significhi prima di tutto educare alla libertà. Nient'altro, io con tutto questo la saluto e una buona giornata. Grazie Lisetta, assolutamente d'accordo con te e insomma ripetiamo anche quello che dice spesso anche il segretario federale della Lega, cioè che poi alla fine questa droga è male ed è anche sbagliato tentare sempre di diversificare o comunque di differenziare quelle che sarebbero le droghe cosiddette leggere da quelle pesanti, perché se poi, come dici te giustamente, viene a perdersi anche il senso autentico della libertà, che poi alla fine la felicità deve essere ricercata in questo consumo spasmodico di sostanze, effettivamente poi alla fine se la dipendenza è così grave e causa tutti questi problemi, no? Effettivamente qual è il senso di una differenza tra droghe leggere e droghe pesanti? Io vi ricordo che si era tenuto anche questo forum sulle dipendenze e la prevenzione, era intervenuto anche il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, anche l'inviato televisivo di Striscia Vittorio Brumotti, insomma questo ruolo della comunicazione che deve essere ovviamente un ruolo strategico fondamentale e si era tenuto proprio a Roma appunto lo scorso martedì 16 giugno e giustamente anche lì si era detto bisogna evitare poi di ricordare paternalisticamente che la droga fa male, perché lo sappiamo, il problema è che ai ragazzi questa informazione sembra quasi non passare per una sorta di spirito di ribellione, anche perché poi certi media mainstream, progressisti, fanno vedere la droga come se sia qualcosa di bello, no? Di cui non si possa fare a meno, che si debba per forza provare. E invece quello che conta è soprattutto la testimonianza di chi purtroppo è entrato in quel tunnel ed è riuscito poi ad uscirne, a lasciarsi alle spalle questa dipendenza. E infatti Lisetta, grazie che ci hai anticipato il tema, che abbiamo, così lo iniziamo anche un attimo ad approfondire. E oggi per esempio il Corriere dedica ampio spazio a questo, allora facciamo così, andiamo un attimo a pagina 18 proprio su questo furto di fentanyl, io ve lo riapro da qui e allora vedete andiamo proprio sulla parte interna, no, del Corriere, sera di oggi, e sul furto che si è tenuto appunto a Roma. Stavamo dicendo prima anche delle ipotesi di reato che ci sono, mega furto di fentanyl all'ospedale, rubate fiale per 20.000 dosi, Roma doppia incursione proprio all'israelitico, l'ospedale israelitico, l'allarme di Palazzo Chigi, altri colpi per lo stesso farmaco. Qui vedete proprio la struttura sanitaria dove è accaduto il furto, l'ospedale israelitico, è una struttura sanitaria di Roma legato
alla comunità ebraica, è un ente ecclesiastico classificato che opera in convenzione con il sistema sanitario nazionale. Nato nel 1600 come opera pia per assistere gli ebrei del ghetto romano, oggi si articola in più sedi, tra cui quelle in via Fulda sull'isola Tiberina e in via Veronese. E qui la rotta dell'oppioide, ce l'eravamo occupati anche con lo stesso Matteo De Sio, proprio perché il problema ha riguardato tantissimo, no? Gli Stati Uniti, gli States. Vedete anche questa immagine, intanto la rotta, quindi tutto che parte qui dalla Cina, dall'India, la rotta del Pacifico, poi destinazione Canada, Stati Uniti, Messico. Guardate anche qui il grafico, l'impennata, no? Ovviamente asse ordinate, numero di morti, asse invece della scissa, la scansione temporale, quindi dal 99 al 2023, guardate l'impennata, purtroppo come si alza questa curva, overdose di fentanyl, e qui incrociati anche il numero invece di morti, per esempio per armi da fuoco, incidenti d'auto, cancro, infarto, altro. E questo a proposito, no, come causa di morte overdose fentanyl, l'impennata, soprattutto qui vedete la curva che sale tra il 2011 e il 2015, proprio che parte da zero, inizia l'invasione e poi una sorta quasi di decollo verticale. La droga a basso costo che ha fatto strage negli Stati Uniti, sui marciapiedi delle città un esercito di zombie. In Italia invece controlli sul territorio e nei laboratori. Nel 2024 il primo allarme, una dose mista di eroina e fentanyl a Perugia, furto di 80 fiale di fentanyl. E insomma c'è chi vorrebbe qui la legalizzazione. Io mi chiedo ma com'è possibile poi permettere che ci siano dei cittadini che alla fine diventino, qui vedete come, no, nelle immagini, degli zombie, o che poi queste persone possano essere libere magari di andare in giro, mettersi alla guida dell'auto, comunque diventare poi un pericolo per la collettività. Il calo dei decessi pesa la linea di Trump, ma anche le misure della polizia e delle strutture sanitarie. E allora la notizia questa del furto, è chiaro che il sistema di sicurezza non ha funzionato, e così 80 fiale di Fentanest, farmaco anestetico a base di fentanyl, la droga degli zombie, sono sparite dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma. Un furto in 2 fasi, e quindi la prima il 22 maggio scorso con la scomparsa massiccia del medicinale, e la seconda il 24 con il resto della partita a disposizione dei medici svanito in un attimo. E quindi tutto questo ha fatto scattare l'allarme a Palazzo Chigi, nonché un'indagine dei carabinieri proprio della compagnia Roma Eur e del NAS della capitale, di Roma Capitale, coordinata dalla Procura di Roma, che ipotizza per ora contro ignoti reati di furto e spaccio di droga. La preoccupazione del governo è legata non solo all'episodio denunciato, no, il mese scorso dai vertici dell'ospedale, ma una serie di sparizioni di fentanyl dalle strutture sanitarie del paese, nonostante il piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e altri oppioidi sintetici preveda appunto chiaramente queste misure di sicurezza, dalle casseforti ai locali con porte blindate fino alle telecamere di vigilanza, quindi che nella farmacia dell'israelitico non erano presenti, mentre la chiave del deposito dei medicinali era custodita con tutte le altre nella portineria dell'ospedale, dove viene riconsegnata dai dipendenti alla fine del turno di lavoro alle 20. Insomma, un modello facilmente replicabile in qualsiasi ferramenta. E quindi perciò anche l'irritazione, qui vedete, senza precedenti di Palazzo Chigi, che si è concretizzata ieri nella riunione urgente presieduta dal sottosegretario con delega alla sicurezza della Repubblica Alfredo Mantovano, nella quale è stato sottolineato il comportamento irresponsabile di chi appunto doveva proteggere il medicinale e non l'ha fatto, e quindi perciò non era così ben custodito. E appunto adesso c'è questo modello che può essere replicabile, no? Leggevamo. E quindi le 80 fiale, ciascuna da 2 millilitri ciascuna, con un contenuto di 0,100 di fentanyl puro, che si sono volatilizzate. Fonti del governo parlano di una quantità idonea per confezionare circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito, ma al netto di quanto potrebbe essere finito in mano ai pusher per un valore di decine di migliaia di euro, resta la gravità dell'episodio, tutt'altro che isolato. Allora, vedo che sono le 8:31 Natalia, allora se sei d'accordo piccolo break, ma noi ritorniamo fra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Allora riprendiamo un attimo il Corriere della Sera proprio per questa notizia del fentanyl rubato, e allora vedete siamo qui di nuovo a pagina 18, della droga a basso costo che ha compiuto proprio una strage negli Stati Uniti sui marciapiedi delle città, un esercito di zombie, epidemia in fase calante, i ruoli della Cina e del Messico, la fase decrescente. L'epidemia di fentanyl è entrata già da tempo in una fase decrescente negli States, parte del merito può essere attribuito alla Casa Bianca, al Pentagono, alla Drug Enforcement Administration, la cosiddetta appunto DEA, e qui insomma viene detto solo una parte alla Casa Bianca. Invece sapete anche in campagna elettorale Trump quanto aveva insistito sul tema, insomma effettivamente poi si stanno vedendo gli effetti, no, di questo intervento. Senza escludere che poi la geopolitica anti-fentanyl abbia giocato un ruolo. La maggioranza degli aspetti chiama in causa anche altri fattori nella de-escalation del consumo e soprattutto delle overdose sul territorio statunitense. I medici sanno che ogni epidemia di droga ha avuto degli andamenti simili, quindi crescita esponenziale all'inizio, un picco, poi il declino relativo. Entrano in gioco diverse curve di apprendimento. Le strutture sanitarie col tempo prendono le misure della nuova tossicodipendenza e imparano a curarla meglio. Le polizie a loro volta migliorano i loro metodi di analisi del fenomeno, dai laboratori chimici alla mappatura delle reti di spaccio, adattano le strategie di repressione e gli stessi tossicodipendenti, o almeno una parte di loro, imparano poi a prevenire le morti di overdose. Molti di loro, pur soffrendo di dipendenza acuta, poi non vogliono uccidersi. Ma appunto in Italia invece noi non siamo l'America, vogliamo prevenire una vera emergenza. Interviene qui la responsabile del Dipartimento Antidroga, la Simeoni. I rischi non mancano, ma appunto c'è un piano nazionale. La Simeoni appunto è direttore del Dipartimento delle Politiche contro la droga e le dipendenze, che fa riferimento alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Allora la domanda che le rivolge qui Ilaria Sacchettoni: c'è un allarme fentanyl in Italia? Si vuole evitare al nostro paese la sofferenza che viene agli Stati Uniti. Sono diventati dipendenti dal fentanyl anche semplici cittadini ai quali era stato prescritto come comune antidolorifico. Quando i medici hanno smesso di prescriverlo, ci si è dovuti rivolgere al mercato nero. Perché il sottosegretario Alfredo Mantovano tiene a questa battaglia? Vuole prevenire il fenomeno, perciò abbiamo creato una sorta di cabina di regia che mette in rete tutti i ministeri. Abbiamo realizzato il piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e altri oppioidi sintetici.
crediamo davvero nello slogan "Insieme si può", lanciato dalla Conferenza sulle dipendenze. In cosa consiste il piano? Ogni ministero fa la sua parte, ad esempio quello alla salute impegna le regioni e dunque i territori ad adottare delle misure di prevenzione. In prima battuta vi è un monitoraggio dei luoghi nei quali sono conservati questi farmaci. Si torna al furto, non è il primo, è vero? Ce ne sono stati altri ma meno preoccupanti. Si sono rubati fin qui farmaci che andavano sotto il titolo, per esempio, di generico di costosi, per esempio antitumorali importanti. C'era anche questo, è vero, ma in forma minore. Ma fino ad ora si era preso di mira il Fentanyl in questa, mai fino ad ora si era preso di mira il Fentanyl in questa quantità. Credete anche nella lotta alla cannabis? Sì, e prima di fare spallucce bisogna pensare che la cannabis non è più quella degli anni 60. Si pensi ai ragazzini finiti all'ospedale poche settimane fa per un miele con cannabinoidi. Ecco, a proposito, no, di chi ripete sempre ma le droghe leggere ma andrebbero legalizzate. La scheda appunto è qui per il riepilogo di quello che è successo appunto il 22 e il 24 maggio scorsi all'ospedale israelitico di Roma. Sono state rubate 80 fiale di Fentanest, farmaco anestetico a base di Fentanyl, quindi medicinale che come altri oppioidi sintetici ha effetti fatali simili a quelli dell'eroina, tanto da essere soprannominato droga degli zombie. E poi vedete qui sempre in fondo a pagina 19 del Corriere, appunto a Palazzo Chigi ieri si era tenuta una riunione straordinaria presieduta dal sottosegretario alla sicurezza Mantovano. Ci sarebbero stati in diversi ospedali altre sparizioni di Fentanyl. Ma allora ritorniamo sulla prima pagina di Libero con l'editoriale proprio del suo direttore Alessandro Sallusti. Eravamo proprio sul caso di Conte e prima però volevo anche riprendere con voi, intanto perché l'abbiamo richiamata, no? Questa immagine storica del manifesto della Lega a proposito di loro non hanno potuto mettere regole all'immigrazione, ora vivono nelle riserve. Pensaci qui l'immagine dell'indiano d'America, questa è proprio un'immagine di repertorio. Vedo dal Corriere della Sera però di qualche anno fa, appunto, ho visto qualcuno dei manifesti stampati dalla Lega Nord, infatti si vede appunto la scritta Bossi, qui il Sole delle Alpi, la scritta Padania, Alberto da Giussano, Lega Nord, e poi appunto il capo indiano con il tradizionale copricapo di penne d'aquila. Volevo poi riaprire un attimo con voi anche l'ANSA, proprio per l'aggiornamento qui dall'agenzia di stampa, e allora vedete qui intanto che recupero omicidio nel Foggiano, ucciso 35enne a colpi di fucile, nella tarda serata di ieri la vittima era in sella a uno scooter da Vieste, e quello che stavamo richiamando prima, cioè Teheran, iniziati ufficialmente i funerali di Khamenei. L'altra grande questione è la festa appunto americana dell'indipendenza americana, Trump, identità statunitense sotto il nuovo attacco, non saremo mai un paese comunista. E poi, vedete, vi riapro anche poi dalla CNN, da Fox News, a proposito di questa festa, dichiarazione dell'indipendenza, ha avviato una rivoluzione ancora in corso. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della terra, siamo il paese più forte e potente della terra e per grazia di Dio gli Stati Uniti sono la nazione di maggior successo, dai risultati più straordinari e più apprezzati che siano mai esistiti nella storia dell'umanità, ed è un onore essere vostro presidente. Il presidente Donald Trump prende il suo discorso a Mount Rushmore sui festeggiamenti dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, ha detto che le parole della nostra dichiarazione hanno scatenato un terremoto, hanno avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa e che continua ancora oggi. E insomma un 4 luglio diverso, quello di Prevost invece, che appunto deve avere questa visita a Lampedusa. Il Papa a Lampedusa è un messaggio contro la remigrazione. Sentite cosa ha detto il vescovo di Agrigento, il monito del Papa all'America. Poi insomma, per Leone la vita in mare va sempre salvata, la dignità umana non può annegare nel Mediterraneo. E quindi la visita di Papa Leone di domani a Lampedusa è un messaggio chiaro, una carezza a quegli uomini, a quelle donne che a Lampedusa hanno trovato la fine del loro viaggio, un messaggio anche contro la remigrazione in un percorso che il Papa sta facendo e che ha portato avanti soprattutto in queste ultime tappe le Canarie e la visita alla memoria di Madre Cabrini a Pavi, scusatemi. Lo dice Monsignor Alessandro Damiano, l'arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento, alla vigilia proprio di questa visita di Leone che lo stesso prelato
ha osservato cadere mentre si avanzano particolari proposte di legge. Altro messaggio del Papa sarà che la vita in mare è salvata. Certo che le vite, no, in mare vanno sempre salvate, però ci si chiede pure, ma perché ostacolare per esempio la remigrazione e l'espulsione di chi ha commesso dei reati e di chi comunque nel territorio dei paesi che lo hanno ospitato poi continua a delinquere e continua ad essere un pericolo per la comunità. Pensate anche a quello che è successo di nuovo, no, in Regno Unito. Qui vedete c'è stata l'aggressione subita da questo ragazzo bianco e la polizia lì ha arrestato il ragazzo bianco vittima dell'aggressione. Se ne è occupata anche Silvia Sardone, io ve lo riapro da qui, dovrebbe essere questo il video, sì, probabilmente l'avete anche già visto. Vedete Silvia Sardone, questo è già stato ripubblicato ieri. Polemiche in Inghilterra per questo video da Birmingham, dove un ragazzo bianco sembra aggredito da un gruppo di giovani di origine straniera. Nonostante venga colpito, è lui l'unico fermato dalla polizia intervenuta. Dopo il drammatico caso di Henry Novak, un nuovo episodio che lascia perplessi. Io ve l'ho richiamato perché effettivamente ormai ogni giorno, no, ne succede una così in Europa, e perciò poi la popolazione, i popoli europei a un certo punto iniziano a dire ora basta, non ne possiamo più, questa ondata di voti nei sondaggi, insomma, vedete anche per i partiti più antisistema, chiamateli più anti-immigrazione, chiamateli più populisti, e anche appunto la volata nei sondaggi di Farage nel Regno Unito. Il caso di Novak, insomma, chi poi è cittadino britannico si sente praticamente discriminato, al contrario si sente, lo è, le immagini parlano chiaramente, vedete qui il video. E volevo poi anche riaprirvi questa parte, però direi di ritornare allora ancora sul Libero e poi prendiamo anche la settimana leghista che volevo un attimo anche ricondividere con voi. Qui vedete, no, cosa scrive Alessandro Sallusti. Quello che stupisce anche, insomma, la bufala sul caso della Grazia Laminetti che ha fatto ridere il mondo, e non basta che il mondo rida sul fatto che da 4 anni sostiene che Putin abbia stravinto la guerra in Ucraina. Questo in riferimento a Marco Travaglio. A Marco Travaglio piace stupire e se serve ci si affida anche alla fantasia. È vero che Travaglio anche insomma in questa sua, non dico difesa di Putin, abbiamo visto in passato anche i suoi editoriali, in cui comunque se la prendeva contro anche una certa retorica della NATO occidentale, ok, però a volte con degli estremi che sembrava quasi che veramente stesse lì a fare il tifo, comunque a sostenere che la Russia avesse già vinto e stravinto questa guerra. E invece anche la Russia comunque è impantanata, è ancora lì, non ha ancora realizzato gli obiettivi, è ancora impegnata alle trincee, è ancora con tanti uomini da mandare al macello, insomma quella che doveva essere una velocissima operazione speciale, una guerra lampo, è ancora bloccata ormai da 4 anni. Insomma, così ieri il Fatto Quotidiano ha titolato in prima pagina 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte, e nelle pagine interne Conte stesso rafforza il concetto, e cioè, a proposito di questa accusa, una ricompensa per chi mi ha accusato. Fosse vero, ci sarebbe da sobbalzare sulla sedia. Il problema è che è vero il contrario, cioè che il governo ha torto 150 milioni all'imprenditore che ha vinto una causa civile da 250 milioni con il governo Conte per la revoca ingiustificata di una commessa di mascherine. Eravamo in epoca Covid. Una commessa di mascherine da oltre 1 miliardo che gli era stata revocata. I dettagli li trovate appunto in cronaca, ma in estrema sintesi la notizia è che per evitare di essere pignorato, le sentenze civili sono esecutive, e avendo ricevuto dall'avvocatura il parere che anche in appello la pena sarebbe stata confermata, Conte l'aveva fatta davvero grossa, il governo ha preferito fare una transazione. Paghiamo, ma invece di 250 facciamo 100 e chiudiamola lì. Dei giudici quindi, e non la Meloni che non aveva scelto, che non aveva fatto questa scelta, hanno stabilito che quel cittadino andava pagato, e quanto andava pagato a Palazzo Chigi il merito invece di aver limitato un danno che comunque resta ingente, il danno appunto per l'erario. Ma si sa, Travaglio e Conte sono come Gianni e Pinotto, viaggiano in coppia e in coppia sparano delle cavolate. Da qui il travaglio di Travaglio, che per non ammettere che la sua spalla in commedia ha provocato l'ennesimo danno alle casse pubbliche, scarica sul pagatore finale le colpe del predecessore incauto. Eufemismo. Ecco, l'ennesimo danno alle casse pubbliche. Qui
non finiamo più, no, nel, come dire, srotolare questa lista dei loro danni erariali o comunque delle loro spese folli, di quello che hanno lasciato sul bilancio i loro 5 Stelle, e quindi appunto il super bonus e quindi il reddito di cittadinanza regalato a chi magari non aveva diritto, e quindi i banchi a rotelle, che sono finiti anche quelli al macero. C'è di più, siccome non ha il senso della vergogna, Conte invece che ringraziare addirittura cosa ha fatto? Ha annunciato di voler fare una denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale, secondo cui la Meloni, secondo questa visione, no, di Conte, la Meloni non avrebbe dovuto pagare neppure un euro, piuttosto doveva farsi pignorare dai giudici gli arredi di Palazzo Chigi, cosa che sarebbe certamente avvenuta. Ve l'immaginate, no? Una sentenza portata a esecuzione, questa decisione. La cosa impressionante è che questo signore per più di 2 anni ha avuto in mano il paese, la cosa preoccupante è che vorrebbe tornare ad avercelo. E quanto era osannato in quelle dirette social in cui annunciava / spiegava gli ulteriori arresti domiciliari decisi con DPCM, cioè dicevamo con una fonte diciamo subprimaria, e c'era pure un vasto, nutrito gruppo, no, delle cosiddette bimbe di Conte su queste dirette social. E vabbè, aiuto, vogliono le quote nere anche nella nazionale di calcio, se ne occupa Alessandro Gonzato. Dopo le quote trans vogliono quelle nere ma senza la camicia. Le quote trans, in nome dell'inclusività lavorativa, le ha introdotte la Rossa Toscana e rispondono all'assessorato alla felicità e parità di genere. Le quote nere le reclama ancora il PD, le invoca l'intelligenza di sinistra, Aldo Cazzullo è tornato alla carica, e le brama l'85enne presidente degli allenatori italiani Renzo Olivieri, toscano, e vi ricordate lui dichiaratamente comunista, Olivieri. Quest'ultimo, che in carriera ha sollevato più polemiche che trofei, una promozione dalla Serie B e 3 dalla C, auspica 5-6 neri nella nazionale italiana e chiede provocatoriamente: se facessimo una squadra di tutti bianchi saremmo migliori della Francia? E insomma, sentite, no, queste provocazioni. Io ve le riapro qui, ve le apro da pagina 10 e 11. Dovremmo quindi diventare come una sorta di nazionale francese che assomiglia più a volte veramente una panafricana, no? Come per lo schieramento in campo. Galli, non si faccia razzismo al contrario, l'ex portiere di Milan e Fiorentina smonta la proposta, che c'entra il colore della pelle, cioè alla fine bisogna selezionare i più bravi, i più validi, quelli che possono creare poi anche amalgamati tra di loro lo squadrone vincente, parola grossa, visto insomma i 3 mondiali consecutivi a cui non ci si è qualificati da parte di questa nazionale, un altro scandalo e grida vendetta, anche perché è una nazionale che ha vinto 4 mondiali, no, nella sua storia. L'ex portiere di Milan e Fiorentina che smonta la proposta, appunto, che c'entra il colore della pelle, gioca il più forte, è un'idea che non ha senso, c'è qualcuno che vuole fare politica. Qui vedete l'immagine della nazionale, purtroppo, che non si è qualificata, con Donnarumma appunto portiere, e vedete anche Bastoni che adesso, no, è nell'occhio del ciclone. Il capo degli allenatori, Bastoni, proprio per l'inchiesta, no, sulle export, vogliono le quote nere anche in nazionale. Il capo appunto degli allenatori Olivieri chiede più giocatori di colore nella squadra azzurra, e si unisce a questo coro Aldo Cazzullo, che però sbaglia su Germania e Francia. Poi invoca i poliziotti islamici. Il PD cita Yamal, ma ha scelto la Spagna per Quattrini e Gloria. Scrive appunto Alessandro Gonzato, che prima avete visto, no, abbiamo richiamato su appunto l'home page di Radio Libertà per il liberamento del nostro direttore Giovanni Sallusti a proposito di Conte. Io però ve l'ho anticipata la questione appunto della proposta della Lega per evitare finalmente dei risarcimenti ai ladri, insomma a chi sta entrando a casa, commette una rapina e poi magari subisce un danno dal proprietario che giustamente si difende. E allora andiamo a riprenderla proprio da pagina 5 del giornale, lo riapriamo però da qui perché prima avete visto, no? Abbiamo letto dalla prima pagina del giornale l'anteprima di questa notizia. Allora intanto facciamo così, vi ricondivido la prima pagina del giornale, qui disegno di legge, Michel Dessy e Filippo Facci a pagina 5, risarcimenti ai criminali che la Lega vuole proibire con questo DL disegno di legge, e poi appunto all'interno qui del giornale la Lega basta risarcire i criminali, disegno di legge in Senato, chi commette reati non chieda i danni poi a chi si difende.
e molto deciso, determinato. Qui vedete il leader della Lega Matteo Salvini che scrive sui social dalle parole ai fatti, e poi a sinistra il senatore Andrea Ostellari, appunto anche sottosegretario proprio al Ministero della Giustizia. Basta risarcimenti per ladri e rapinatori. Il messaggio è eloquente. La Lega ha presentato un disegno di legge al Senato per far sì che chi commette un furto, una rapina o la violazione di domicilio non possa chiedere il risarcimento per eventuali danni subiti dopo aver commesso quel reato. Qui vedete infatti anche il virgolettato proprio del vice premier Matteo Salvini: rafforziamo la legittima difesa, Ostellari, finiamo il lavoro. Chi sceglie di delinquere non riceva neppure un euro. Ecco, oltretutto è giusto dire chi sceglie di delinquere, perché è una scelta esistenziale, questo è il loro lavoro, e allora come ogni lavoro c'è un rischio che accettano, che devono accettare, e il rischio è che chi subisce poi il reato poi alla fine giustamente si difenda. Una legge necessaria per la Lega che va a completare quella sulla legittima difesa già fatta nel 2019. Allora il governo era quello giallo-verde, per molti è sacrosanta. Sotto il post pubblicato dalla pagina ufficiale di Matteo Salvini con l'annuncio dell'avvio del leader in Senato, i commenti sono unanimi. Gilda scrive che diventi legge il prima possibile. Bruna incita l'esecutivo scrivendo appunto sbrigatevi finché siete al governo, e Claudio esclama era ora. Più garanzie verso le vittime di furti e rapine, spesso costretti dal giudice ad indennizzare il malvivente. Un disegno di legge che rientra nel piano della Lega da qui al 2027, ovvero più sicurezza. E sappiamo che questo è un tema decisivo, per le prossime elezioni, non solo nelle stazioni, nelle città, ma anche attraverso il completamento e miglioramento di alcune leggi. Lega dalle parole ai fatti, è il commento di Matteo Salvini. Il provvedimento intanto è stato incardinato al Senato, ma presto arriverà anche alla Camera, ne è sicuro il senatore Andrea Ostellari, appunto sottosegretario alla Giustizia. Noi della Lega vogliamo essere in prima linea. La riforma sulla legittima difesa del 2019 l'abbiamo fatta noi. Questa proposta rappresenta il giusto ampliamento di quel lavoro, afferma soddisfatto. Chi agisce per difendersi in una situazione di grave turbamento determinato dal comportamento del criminale che entra in casa o nel negozio non risponde più penalmente. Sul piano civile però è previsto un indennizzo. In pratica, nell'eccesso colposo il cittadino che si difende non risponde penalmente, ma il giudice può comunque riconoscere un indennizzo alla persona colpita. Con questa proposta vogliamo eliminare anche l'indennizzo, ci spiega il senatore Ostellari. In sostanza, chi sceglie di commettere un delitto ed entra ad esempio in casa di qualcuno non deve avere diritto neppure a un euro. Una tutela per tutte le vittime che, scagionate da un punto di vista penale, a volte erano però costrette ad aprire il portafoglio. Noi diciamo anche un'altra cosa, che se un soggetto decide di commettere una rapina ai tuoi danni, deve assumersi la responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni. Vogliamo aprire una discussione seria su un principio molto semplice. Quando noi cittadini siamo vittime di un comportamento delittuoso, dobbiamo essere tutelati anche dal punto di vista civilistico, ed è proprio per questo che la Lega ha deciso di presentare questo disegno di legge, per completare un percorso già avviato anni fa. La riforma sulla legittima difesa ha funzionato, ci dice Ostellari, ci sono stati numerosi casi che lo dimostrano. Rimane però questo aspetto del risarcimento dell'indennizzo, che è certamente un tema delicato e molto giuridico, ma che la politica deve affrontare con serenità. Ecco, poi quando diciamo che la politica deve affrontare con serenità, bisogna anche capire poi al voto come si comporterà nelle aule parlamentari il PD, come si comporterà tutta la sinistra, se ancora una volta magari sceglierà di stare dalla parte dei delinquenti, di chi commette i delitti, i reati. E quindi rimane questo aspetto, però è vero che il risarcimento del danno per fatto illecito è un istituto storico del nostro ordinamento, ma è altrettanto vero che occorre tutelare i cittadini anche sotto questo profilo. Naturalmente questa è la proposta della Lega, ma non diciamo che debba essere necessariamente questa la soluzione definitiva. Diciamo che vogliamo risolvere questo problema, conclude Ostellari. E qui Filippo Facci invece ricorda tutto quello che è successo in questi anni, i casi in cui l'aggredito è finito in carcere, ha dovuto pagare, dal gioielliere al macellaio, i rapinatori che diventano creditori, la linea sottilissima che separa una vittima dal suo carnefice. E qui le immagini, stavamo pensando proprio a Mario Roggero, di Grinzane Cavour, Walter Onichini, macellaio padovano, a destra qui Hermes Mattielli di Arsiero. E insomma tutte queste storie, non un far west, non licenze
di inseguimento e cattura con un colpo alla tempia, non il furto di una borsa che autorizzi a schiacciare il ladro con un SUV come a Viareggio, laddove per esempio non c'era più pericolo, non c'era una famiglia sotto minaccia, non c'era una porta sfondata o una pistola, una rapina in corsa. Insomma, non una legge che autorizzi reazioni punitive e vendette private, perché poi questo è appunto quello che sempre sostiene, teme, lamenta la sinistra, il rischio Far West, oddio poi cosa succede. Il problema è che però a volte, spesso, non ci si occupa soprattutto in generale delle vittime dei reati, che magari poi sono abbandonati dallo Stato, vittime di reati violenti, e non riescono ad ottenere risarcimento. E quindi ci scrive per esempio Giuliana: se riescono a far passare questo emendamento sui risarcimenti per ladri e per rapinatori, penso che per la Lega ovviamente questo sarà anche un di più, anche elettoralmente poi alle prossime elezioni. E questo da ricordarselo anche, secondo me, io vedo che stanno arrivando anche gli altri messaggi. Grazie Natalia, per esempio un messaggio questo che è su invece sulla geopolitica, vero? Ricordatevi che l'Europa è tra l'incudine, usa il martello russo e noi stiamo continuando a provocare chi ha il martello, ma vi rendete conto? Messaggio ci scrive Natalia che non è stato firmato, ecco, però verissimo, perché qui ci si continua ad armare. Avete visto anche le notizie sul riarmo poderoso dell'esercito federale tedesco. Qualcuno sosteneva, l'avevo letto da qualche parte, poi lo recuperiamo, voglio rivedere proprio lì le parole testuali, che prima l'esercito tedesco si addirittura in questi ultimi anni, prima del grande riarmo, che si stavano le reclute che si esercitavano addirittura con dei manici di scopa invece dei fucili. Non lo so se sia una leggenda metropolitana, dopo lo riprendiamo, però effettivamente questa corsa agli armamenti folle, poi così, perché contro quale nemico? Cioè, è veramente la Russia il grande pericolo? La Russia vuole invaderci, la Russia che non ha, abbiamo visto, manco la capacità militare di piegare un paese che, per carità, finanziato, appoggiato militarmente ormai dall'intero Occidente, che è l'Ucraina, ma abbiamo visto poi anche le difficoltà logistiche della Russia, le difficoltà anche soltanto nella catena di rifornimento di questa macchina bellica infernale che chiede uomini, che li inghiotte, che li sta inghiottendo, no? nel tritacarne di queste trincee, come una nuova prima guerra mondiale, di tanti giovani russi mandati al macello. Io vi recupero anche, a proposito poi dei sondaggi, dalla settimana leghista della Lega, prima ve l'avevo citata, vedete, no? Questa è quella dello scorso 28 giugno 2026. Qui Matteo Salvini ricordava anche il grandissimo evento che aveva guidato Alessandra Locatelli, vedete, il ministro per le disabilità. Rimini: ho preso parte a Expo Aid, la grande manifestazione promossa dal Ministero per le disabilità guidata da Alessandra Locatelli. E quindi scriveva Matteo Salvini dalla splendida terra di Romagna, dove ha avuto questo piacere di partecipare a 2 importanti appuntamenti. E quindi, a proposito poi anche di Nexus, no? Ce ne siamo occupati anche con l'intervista che aveva rilasciato Luca Toccalini per Michel Dessy del Giornale. Oggi invece Michel Dessy abbiamo visto che si è occupato di questo disegno di legge per evitare i risarcimenti, no? civili ai rapinatori, a chi commette dei reati. L'altro evento che qui ricordava Matteo Salvini, a Milano Marittima si è concluso appunto Nexus, la bellissima 3 giorni della Lega Giovani, centinaia di ragazze e ragazzi arrivati da tutta Italia, entusiasmo, passione per la politica e tanta voglia di mettersi al lavoro per il proprio territorio e per il nostro paese. E poi, sempre per la sicurezza stradale, nuove iniziative per salvare altre vite. Continuano a diminuire le vittime della strada dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. La sicurezza, Salvini al lavoro anche per militarizzare le stazioni italiane, meno 47% di aggressioni al personale ferrovie dello Stato. E poi anche la questione, vi stavo richiamando anche dei sondaggi, qui appunto richiamati, però era appunto qui sopra, e poi a proposito sempre, qui vedete dal sito della Lega, vi ricordo anche poi le prossime iniziative, soprattutto le feste sul territorio, quindi basta che poi voi andiate a scorrere qui nella sezione attività, prossime feste della Lega, e avete l'imbarazzo della scelta. Qui vedo per esempio appunto per Lecco, in Versago, su Mirago, vi ricordate che
anzi salutiamo grandissimo il collega Antonino Danna, con il quale eravamo stati lì proprio a seguire uno di questi eventi su Mirago, e lì avevamo intervistato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, e lui aveva detto a Giorgetti, mi ricordo in quell'occasione, vedete, questo è il bello della Lega, di noi esponenti leghisti, che assolutamente abbiamo voglia di tornare a casa, nei nostri territori, nelle nostre radici, a confrontarci con i nostri elettori. Ma vedo che sono già le 9.02, allora Natalia ti chiedo subito, probabilmente è già collegata anche la nostra ospite e anche Matteo De Sio, la nostra ospite, l'europarlamentare Anna Maria Cisint. Vero Natalia? Ti chiedo conferma. Sì, esatto, sono entrambi collegati. Perfetto, allora grazie onorevole, grazie per averci raggiunto, grazie a Matteo De Sio. Onorevole, ci sente? Sì, buongiorno a tutti e grazie a voi. Grazie onorevole, onoratissimi di averla con lei, e grazie a Matteo De Sio, ricordiamoci, conduttore per Radio Libertà di Te la rido io l'America, il programma sugli Stezzi, in onda lunedì mattina. Matteo, ci senti? Sì, buongiorno, grazie a te Pier, grazie a te. Grazie mille. Allora, facciamo così, se volete, Natalia ti chiedo conferma, visto che abbiamo bisogno di questo piccolo break tecnico, lo possiamo fare adesso o altrimenti proseguiamo l'intervista. Dimmi te Natalia, come preferisci. Brevissima adesso. Brevissima adesso, allora fra poco. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a voi la linea. Grazie mille. Allora, onorevole, l'abbiamo già anticipato, con lei ci dobbiamo occupare di questo tema, no, della mafia bengalese, perché è avvenuta questa strage di Roma. Allora subito la prima domanda: cosa c'entra, no, questo con la mafia bengalese? E lei se ne è occupata poi anche nel suo podcast, prima infatti stavamo anche recuperando dalla sua pagina, no, Facebook, proprio quello che lei aveva detto. Perché se ne è parlato poco in questi anni e soprattutto cosa sta emergendo? Perché c'è tutta una serie di reati che finalmente iniziano a essere denunciati. Lei dice bene, sì, finalmente. Io da sindaco me ne sono occupata davvero per tanti anni, non perché sia andata a cercarmi le questioni, ma perché ovviamente mi sono capitate, arrivate addosso proprio. Ho sempre, quando ho sentito dell'omicidio compiuto, lì l'altro giorno in quella cittadina vicino Roma, ho immaginato che la motivazione solamente, diciamo, tra virgolette, sessuale o comunque amorosa non reggesse molto. Che cosa succede nelle comunità bengalesi? Lo dico con un'esperienza gigantesca, nel senso che la città che ho governato è, tra virgolette, occupata al 31%, quindi circa, se la città ha 34.000 abitanti, che Friuli Venezia Giulia è una delle città più grandi, e il 31-32% raggiunge circa 9.000 anche abbondanti presenze bengalesi. E la comunità bengalese ha la caratteristica di essere molto chiusa. Loro, quando arrivano, e sono sempre di più numericamente, occupano, tra virgolette, degli spazi in maniera scientifica quasi, prima abitativi, alloggiativi, poi con i negozi, e creano la città nella città. E loro si occupano di costruire, con un sistema, tra virgolette, di grandissima rigorosità gerarchica, si occupano di costruire la loro città di casa nella città dove hanno deciso di andare a abitare, e quindi tutte le attività, compresi i taxi, comprese le attività ovviamente più quotidiane, vengono, diciamo, gestite con la stessa modalità che conoscono e che vogliono ripristinare. In tutto ciò ci sono però alcune, già questo ci fa capire che l'integrazione purtroppo fallisce già nel momento in cui tu pronunci la parola, no? Perché integrazione significa che qualcuno arriva e decide con te di costruire un percorso di, ovviamente, mantenimento di valori, di religione, di tutto ciò che è giusto mantenere perché fanno parte del DNA di ciascuno di noi, però
che apprezzi i valori, la legge, i luoghi dove hai deciso di abitare e ti conformi, tra virgolette, alla normalità della vita di quel posto. Ciò non avviene perché appunto c'è la sovrapposizione di una città nella città. Pensi che alcune ragazzine che io ho salvato da sindaco da matrimoni di minorenni piuttosto che di sposi scelti dal padre, cosa che è frequentissima in quella comunità lì, e tu non lo sai perché appunto c'è una chiusura e un'omertà incredibile, beh, mi raccontavano che perfino l'antenna TV è orientata al Bangladesh, tutto ciò che si decide è deciso dalla comunità, dal capo delle comunità. Molto spesso questo poi si decide e viene, come dire, raccontato e imposto, se possiamo usare questa parola, soprattutto nella preghiera del venerdì nelle moschee. E che cosa è capitato? E per questo mi ricollego all'omicidio gravissimo che conosciamo. Beh, noi siamo stati testimoni di più eventi delinquenziali. Premetto che io ho denunciato, ovviamente quello che dico adesso è già stato denunciato alle forze dell'ordine, l'ho raccontato, io addirittura ho una testimonianza video di una delle poche persone che ha avuto il coraggio poi di esporsi, un bengalese, un cittadino giovane, un cittadino bengalese che è arrivato in Italia con un visto di lavoro e che poi ha dovuto per molti anni restituire denaro a chi l'ha fatto arrivare e poi a chi l'ha assunto, sempre con nazionali bengalesi. Qual è il sistema di oggi? Purtroppo frequentemente vanno, come una volta i cinesi, mi era capitato, ma adesso da tanti anni ormai i bengalesi lo fanno, vanno con una valigetta o con una promessa di migliaia di euro, variano dai 7 ai 12 mila euro, chiedendo ad artigiani e commercianti di scrivere, di poter stipulare una promessa di lavoro. Quella promessa di lavoro viene pagata perché c'è la corruzione e poi quella promessa di lavoro serve ad ottenere il visto. Quindi quel visto fa sì che le persone, parliamo di centinaia di persone, arrivino in Italia e dal momento in cui arrivano diventano irregolari, perché a fronte della promessa di lavoro non c'è nessun contratto di lavoro. Cioè la corruzione sta in questo: tu scrivimi la promessa di lavoro, poi non serve che lo assumi, perché poi tanto è arrivato in Italia con il visto. Questa è la prima questione. La seconda questione, che è drammatica, perché se andiamo a guardare i numeri, io prima di fare il sindaco facevo ragionier generale nei comuni, vivevo di bilanci e di numeri, quindi parto sempre da quelli. Beh, se andiamo a guardare i numeri tra quelli che sono i visti e le promesse di lavoro e poi i lavori effettivamente che diventano tali, vediamo che c'è una forbice incredibile, enorme, no? Ecco, quindi questo è il primo tema. Il secondo tema, che io penso tocchi quella questione che appunto conosciamo sfociata in quella tragedia, è che quando arrivano e lavorano poi purtroppo accade che tu, lavoratore, devi restituire sistematicamente per anni, cioè la testimonianza che ho io di questo giovane, ne ho tante, ma l'unico che ha avuto il coraggio di dire sì, io lo dico a voce alta e vado anche dalle forze dell'ordine, l'abbiamo portato noi, e registratemi pure, ecco, è stato uno, perché di queste situazioni ne ho conosciute molte. Questo, come altri, sono stati prima minacciati perché a un certo momento non hanno più voluto restituire denaro. E come avviene la restituzione? Prima devi restituire ciò che meritano questi che ti hanno fatto arrivare, questi delinquenti mafiosi. Dopodiché, durante il tuo percorso lavorativo, ogni mese vengono con te al bancomat o altre forme e tu ricevi lo stipendio lordo, però restituisci una parte dello stipendio a questi aguzzini. E qualcuno, grazie a Dio, si è ribellato. È molto difficile conoscere le situazioni per tutti, perché non le raccontano ufficialmente, te lo raccontano sottovoce. A me l'hanno raccontato da sindaco, pensi, mi hanno accusata di essere razzista, xenofoba, eccetera, eccetera, sono sotto scorta per minacce di morte dagli islamici, ma sono stati gli stessi bengalesi a venire da me e dire: sindaco, guarda che io sono stato picchiato in questo caso,
selvaggiamente in centro città, sono stato picchiato, mi hanno addirittura messo fuori utilità un timpano, e perché non ho voluto più pagare. In più sono andati a casa dei miei genitori in Bangladesh e li hanno minacciati di morte. Questo accade purtroppo frequentemente, capisci? Allora, questa mafia che c'è, e che sono anni che denuncio, ma quando denuncio qualche cosa purtroppo viene considerata come una operazione politica. Le dirò che non è così. Io penso che sì, dopo tanti anni in cui ho detto che attenzione alle moschee, attenzione al fondamentalismo, dopo aver vinto le cause, tra l'altro, di aver chiuso moschee irregolari, oggi sono accusata addirittura dai signori fondamentalisti di cose terrificanti, che invece dovrebbero guardare bene in casa loro che cosa sta succedendo, ma probabilmente ne sono i fautori. Quindi questo signore, come altri, un altro sempre bengalese, è stato colpito prima in una grande azienda, è stato colpito con un coltello, e hanno anche lì detto che erano questioni amorose, ma amorose capisce che non regge. E poi lo stesso signore giovane, abbastanza giovane, sui 40 anni, è stato accoltellato anche, se n'era occupato Mario Giordano con Fuori dal Coro, e se appunto era stato colpito, accoltellato in una piazza secondaria nella mia città. Allora, la differenza qual è? Che io denuncio le cose e le racconto, queste stesse cose accadono purtroppo frequentemente e in molte zone, e la risposta che viene data è quella più semplice, più banale, che non ci interessa andare a approfondire, perché allora vengono fuori tanti problemi di cui dobbiamo occuparci, ma la verità vera è quella lì. È quella che i visti servono, c'è una contrattazione, una corruzione per ottenere i visti, arrivano e diventano di fatto irregolari, esiste una comunità molto chiusa, molto diciamo omertosa, che commette nei vertici di queste scale gerarchiche anche dei soprusi nei confronti di questa povera gente, che quando arriva pensa di pagare, diciamo, forse l'arrivo, ma poi non. Ecco, quindi io penso che questo si agganci a queste situazioni che io ho visto esistere in maniera plurima, cioè ce ne sono tante. Dopo, ultima questione, dove è scomparso? Ma guardate, io penso che sia abbastanza facile intuire che ci siano delle moschee. Lui è stato l'omicida, il presunto omicida, insomma, è stato uno dei vertici del partito più importante bengalese. E non è difficile immaginare che il luogo più sicuro per lui sia una moschea, no? Perché ce ne sono infinite, irregolari, e lì dentro chi entra, voglio dire, no? Ecco, quindi è arrivato il momento di non come dire, individuare questo tema come un tema che ha connotazioni, diciamo, di intolleranza. È una realtà, purtroppo, quella dell'Islam fondamentalista e delle abitudini di certi paesi, che va affrontata, perché altrimenti l'Italia ha davanti un baratro, una cosa che sostengo con convinzione, perché io ho visto cosa significa azzerare una città, cioè ho visto cosa significa impossessarsene in qualche modo, ecco. E la situazione di Roma, della città vicino Roma, l'ho collocata perché se fosse accaduto che anziché spaccare il timpano e anziché accoltellare senza che la persona sia poi deceduta e sia stata curata, avremmo avuto 2 omicidi, anche quelli classificati come problematiche amorose, ma le stesse vittime, una addirittura ce l'ho a video, mi hanno confermato che questa è purtroppo una frequente abitudine che esiste a Monfalcone sicuramente, che esisterà a Mestre Marghera, che esisterà in ogni luogo dove queste comunità sono numerose. Esatto. E onorevole, io mi scuso con lei perché abbiamo iniziato in ritardo, no, l'intervista, c'è stato questo mio attardarsi, e comunque lei appunto deve lasciarci, credo adesso, fra pochissimo, ma veramente gli ultimi secondi per l'altra questione, vero Matteo, quella della rotta balcanica. Sì. Esatto.
Esatto, perché parliamo comunque sempre del tema dell'immigrazione e di persone che arrivano e probabilmente sono costrette anch'esse a entrare in questo tipo di comunità, come ha descritto giustamente l'onorevole, in cui gli stessi migranti sono poi costretti per rimanere in Italia a essere succubi di quelli che sono arrivati prima di loro. Quindi chiediamo cosa si può fare per ridurre questa problematica enorme e cosa sta facendo. Abbiamo visto anche proprio sui suoi canali social la sua proposta, ecco, che ha cercato di portare avanti. Grazie della domanda, molto importante. È un'attività che da quando sono stata eletta in Europa sto portando avanti, non perché prima non la conoscessi, io abito in quelle zone che sono, diciamo, l'arrivo, la foce della rotta balcanica, e vedo che cosa succede a Trieste, a Gorizia. Sono stata sulla rotta balcanica, non con il Parlamento, perché volevo andare diciamo, a verificare proprio come se la facessi, che cosa accade, no? Allora, due cose. La prima, quello che accade sulla rotta balcanica oggi deve, e si è ridotto come numeri, ha ragione il ministro Piantedosi, ma non è, secondo il mio punto di vista, franco, nel senso che io sono una che dice le cose proprio come le vede e come le analizza, non è ancora sufficiente e ci sono ancora troppi passaggi. Accade che il punto focale lì è quello di Bihac. La città di Bihac è l'ultima, una città bosniaca, è l'ultima prima della Croazia. È molto semplice attraversare il confine perché è una collina, non è che sia una montagna il luogo, il passaggio di attraversamento. La polizia croata, devo dire, nella mia esperienza diretta, fa bene, fa quello che può, tant'è vero che quando siamo stati abbiamo parlato con molti di questi clandestini e tutti maschi, tutti islamici, ci hanno detto che per loro il tempo non è una variabile importante, loro lo fanno anche 30 volte. Quelli che abbiamo incontrato erano anche al 25esimo tentativo di quello che loro chiamano the game, e lo facevano in maniera da arrivare, vogliono arrivare a Trieste, dopodiché è fatta, cioè così ti dicono, guarda, arrivati a Trieste è fatta, dopo rimaniamo a Trieste oppure andiamo a Venezia oppure andiamo a Milano, queste sono le destinazioni. Che cosa accade? Attraversano la rotta balcanica partendo da Bihac, se non ce la fanno devono tornare indietro. Noi eravamo in un periodo anche non caldo, quindi è una zona, diciamo, anche abbastanza umida e fredda, e in quella città a pochi chilometri c'è un camp che si chiama Camp di Lipa, finanziato dall'Unione Europea. Io ho fatto delle interrogazioni, ne ho parlato anche con il commissario Brunner, perché quel camp di Lipa, che ho visitato in maniera molto, come dire, anche precisa e dettagliata, è un camp che nella tua idea, no? Tu dici, beh, allora tornano dalla rotta balcanica, hanno tentato di fare un attraversamento irregolare, tu li registri e poi deve esserci una modalità per il rimpatrio. Invece non è così, perché quel camp di Lipa ti dà da mangiare, ti sfama, ti lava, ti fa riprendere 2 o 3 giorni le forze, dopodiché ti dà addirittura delle scarpe adeguate. Io ho fotografato le scarpe che sono state date ai clandestini che riprendono la marcia, e lì c'è il racket di questi passeur che ti prendono, ti accompagnano fino al punto in cui tu devi attraversare questo sentiero per arrivare in Croazia, e poi ti riprendono quando hai superato il confine croato e ti accompagnano, perché da lì non ci sono più confini. In Italia, per fortuna, il nostro governo ne ha posti i controlli, anche se il caos è talmente esteso che i controlli dovrebbero essere ancora più, come dire, precisi e diffusi, no? Perché non ci sono solamente dei confini principali, ma ce ne sono moltissimi secondari, e quindi comunque il passaggio ancora è abbastanza libero, altrimenti non avremmo quelle situazioni drammatiche che i triestini sono costretti a vivere in Piazza Libertà di fronte alla stazione, con centinaia di clandestini, tutti maschi, che aspettano di avere i documenti. Una roba che veramente, con anche problematiche di sicurezza che sono quelle anche conosciute, di accoltellamenti tra bande. Quindi là il primo tema è il camp di Lipa, il secondo è
me l'ha detto un alto funzionario dell'intelligence bosniaca con il quale abbiamo parlato. Ci ha detto: voi non avete idea di quello che passa, ma ce la siamo fatta parlando con questi signori che appunto sono tutti islamici, tutti maschi, e che probabilmente tra questi, perché si parla sempre dei barconi, ma tra questi ci può essere anche un problema, diciamo, di passaggio di terroristi, logicamente. Poi che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo, e di questo in Unione Europea abbiamo ottenuto risultati, per questo siamo anche fieri come Lega anche, per quello che noi siamo riusciti a fare. Intanto è previsto dalla modifica che è stata approvata ed è già esecutiva del patto asilo e immigrazione, abbiamo voluto fortemente, che si parla solamente dei paesi terzi sicuri, benissimo, ma forse non si sa che tra i paesi terzi sicuri ci sono anche quelli che hanno già ottenuto la spunta verde, cioè hanno dato i documenti, sono stati accettati, eccetera, e tra questi la Bosnia è la prima, cioè la Bosnia ha fatto i compiti e quelli che l'Unione Europea ha chiesto, e adesso ha la spunta verde per entrare nell'Unione Europea. È previsto da questo decreto che noi siamo riusciti a far modificare e che noi prima avevamo votato sfavorevolmente, quando tutti gli altri nel Parlamento precedente, il 2024, avevano votato a favore se non c'erano queste previsioni, quindi li abbiamo fatte modificare. È previsto che anche quei paesi lì, quindi la Bosnia e altri, ce ne sono molti che hanno fatto i compiti che l'Unione Europea ha chiesto per entrare nell'Unione Europea, debbano essere paesi terzi sicuri. Allora, per la rotta balcanica è fondamentale che si pretenda il rispetto di questa prima norma, cioè tu sei un paese terzo sicuro, io non posso tenere persone che invece transitano, dice la norma europea, regolamento, quindi immediatamente applicabile, non è competenza di questo paese tenerti, perché quando tu arrivi e sei transitato per un paese terzo sicuro, a quel paese devi tornare. Quindi bisogna che si imponga anche, no, alla Bosnia questo tipo di comportamento. La seconda cosa molto importante che anche abbiamo ottenuto è che purtroppo i media un po' pensano e trattano situazioni che credono che insomma certe cose siano solamente decise dal governo, no? Invece queste sono scelte approvate grazie al nostro intervento in Parlamento europeo, che oggi si devono applicare in tutta l'Unione Europea. E qual è? Il fatto che siamo riusciti a implementare i fondi di Frontex e che Frontex abbia stipulata una convenzione con la Bosnia, dove c'è, anche questa è una primizia, dove c'è l'obbligo del controllo fuori dai confini europei. È la prima volta che si è cambiato il criterio, che si ragiona su questo aspetto. Bisogna, che lo dice la Convenzione, che Frontex, con l'impiego di maggiori uomini, di mezzi, e in questo accordo con la Bosnia, faccia il blocco al di fuori dei nostri confini europei, ovvero in Bosnia. Ma se tutto questo dall'Unione Europea non viene preteso, ma se il fatto dei camp di Lipa, a cui dovrebbe essere data un'impronta diversa, cioè tu non ridai le scarpe per attraversare la rotta balcanica, ma tu fermi quelli che erano già lì, che stavano facendo questo atto illegale, e capisci che è impossibile risolvere. Gli strumenti adesso ci sono, c'è la Convenzione Frontex Bosnia, finanziamenti molto importanti decisi per Frontex per fare tutto ciò che serve, e c'è la modifica del patto asilo e immigrazione. Adesso bisogna fare, perché è come dire se no che ti do tutti gli strumenti ma tu non li usi e continui a sbagliare, insomma, no? Quindi oggi bisogna applicare tutto questo monte norme e finanziamenti che con fatica, perché la sinistra è stata sempre ha osteggiato in maniera netta. Noi siamo riusciti a fare sta cosa perché c'è un commissario che è questo austriaco che, diciamo, pur appartenendo a un altro gruppo, la pensa
abbastanza come noi, cioè io ne ho parlato e anche lui insomma è d'accordo, e quindi penso che stia portando avanti queste situazioni. In Parlamento siamo riusciti ad avere una maggioranza finalmente adeguata, e siamo riusciti anche in Commissione a portare avanti questi obiettivi. Adesso ci sono però. Quindi la rotta balcanica, di cui si parla forse anche poco perché si pensa che gli sbarchi siano l'unica modalità per entrare, non è così, e abbiamo creato noi gli strumenti in Commissione. La Ceccardi, che è titolare, e anch'io abbiamo portato avanti assieme agli altri logicamente questi obiettivi, e oggi sono una realtà. Quindi adesso bisogna applicarli, rimandare in Bosnia e dire a Frontex e dire alla Bosnia che non può entrare nell'Unione Europea se non applica quegli stessi obiettivi che si è data sulla carta, perché sulla carta non ci servono. Assolutamente sì, onorevole. Insomma, dopo questo patto sulla migrazione e poi il regolamento, quello votato, abbiamo sentito anche poi il coro send them back che c'è stato all'Eurogruppo, come dice lei, adesso gli strumenti normativi giuridici ci sono, Frontex ha anche queste dotazioni e giustamente come ha detto, adesso si agisca, è arrivato il tempo di intervenire. Grazie, Sì, grazie onorevole. Ci scusi che l'abbiamo Grazie a trattenuta voi. perché appunto vedo sono le 9:27, ecco, quindi immagino sono tutti un gli po' tardi. impegni. Grazie, arrivederci. Grazie ancora Buon all'onorevole lavoro. Cisint, grazie mille, grazie a tutti voi, grazie a te Matteo che sei rimasto con noi, anche per, volevo chiederti un'anticipazione per ovviamente la festa dell'indipendenza di oggi, quindi di cosa ti occuperai appunto lunedì, però a questo punto la sorpresa è rinviata a lunedì. Grazie a te Natalia sempre per la gestione, questa regia, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Allora veramente buona continuazione qui su Radio Libertà. Avete ascoltato